Grazie delle presentazioni e di questo invito che mi ha indotto a fare alcuni ragionamenti sollecitati nell'ultimo tempo dai miei vicini di casa. Il 30 aprile del 1975 cadeva Saigon, come i più anziani di noi ricordano. E questa immagine è emblematica. Sulle navi che navigavano nel Golfo del Tonchino in quel momento, sulle navi americane, gli elicotteri atterravano portando via i reduci e i transfughi da Saigon in numero così grande che era necessario buttarli in mare una volta atterrati per liberare i ponti di atterraggio delle navi. Sono passati alcuni anni da quei giorni, da quest'ultima guerra, e una studentessa vietnamita dell'Università di Yale, Maya Lin, vinse e venne realizzato nel 1982, una studentessa vietnamita, il mausoleo che ricorda i 58.195 morti americani della guerra del Vietnam. Il concorso del mausoleo di Washington era un concorso serio, anonimo, e quindi non vi è nessuna illazione da fare circa il fatto che il vincitore di quel concorso, che ricordava 58.000 caduti americani in una guerra insensata, fosse stato in qualche misura gestito per mettere riparo a una delle contraddizioni della storia. Ho scelto questa immagine per cominciare a ragionare sull'argomento su cui voi vi intratterrete, poiché vi sono diverse anomalie nella storia del monumento ai morti del Vietnam e delle stranissime analogie con una storia molto molto lunga. Come vedete, il mausoleo è un mausoleo sostanzialmente ipogeo, non si vede, è nascosto nel terreno. Anzi, per visitarlo è necessario scendere, e sono pieghe artificiali che sono state create da Maya Lin nel piatto territorio di Washington per ricavare questo lungo percorso, quasi una trincea, che porta attraverso una distesa infinita, 58.185 nomi. Uno dei tratti caratteristici, uno dei tratti su cui dovremmo ragionare, il Rettore prima mi ha sollecitato a fare alcuni ragionamenti parlando del quanto è stato fatto per l'identificazione dei morti, e non dei caduti, dei morti delle forze allertine, è questa ricorrenza del nome. Che cosa significa questo? Perché questo è il tema. Fino a che punto il nome è il tratto caratteristico del fenomeno di cui ci occupiamo? In che misura il nome, la ricerca, il ricordo di una individualità, il nome porta con sé una individualità. Solo uno si chiama così. Il Rettore che studia il DNA lo sa perfettamente. È scritto nel DNA di ciascuno di noi il nostro nome. Quello che diceva Petrarca, peraltro, che non conosceva il DNA. Lo conosceva bene il tema. Il nome che tu porti. E questo procrastinarsi del nome in numeri continuamente crescenti. Sono solo 58.000 i morti della guerra del Vietnam,
sono 72.000 i caduti di questo episodio di una guerra mondiale, la prima guerra mondiale, nelle battaglie della Somme. 72.000 in uno dei monumenti ai caduti di Lachens, ma i nomi, come vedete, sono uguali, non vi è alcuna differenza. Nascosto quello di Maya Lin, nascosto dentro il terreno di Washington, emergente come una grande costruzione, una grande croce greca, quello di Lachens nella Somme, ma i nomi sono uguali. Ed è ancora più interessante che nonostante siano passati 50 anni, 60 anni, il carattere è uguale. Si esprimono nello stesso carattere. Che cosa era successo? Che cosa aveva cambiato? Qualche cosa nella storia del nostro modo di ricordare le guerre, i morti delle guerre. Che cosa ricordavano i monumenti della Somme di Lachens? E in fondo, che cosa ricorda il monumento di Maya Lin a Washington? Era cambiato qualche cosa nella storia del Novecento. Le guerre non si facevano più come una volta. Quello che vedete è l'interno di un sommergibile tedesco del 1917. Una rutilante quantità di tecnica, di tecnologia, di apparati, di marchingegni. Una piccolissima porta per strisciare, no? La vedete lì? Per strisciare in mezzo a questi strumenti che permettono di governare questa macchina. Era una guerra diversa, era una guerra fatta di armamenti, fatta di macchine, fatta di mobilitazione della tecnologia, fatta di mobilitazione delle fabbriche, fatta di mobilitazione della tecnica. Non c'erano più nei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale guerrieri, non c'erano più soldati, c'era massa, pura e semplice massa. È possibile riscattare la massa dando il nome ai soggetti della massa? È un grandissimo tema, guardate che fuoriesce completamente da qualsiasi ragionamento sul significato dei mausolei. Siamo noi, Siamo noi, abbiamo noi un nome. È un tema di fondo, è il tema del nostro tempo. Come funziona tutto ciò? Come dobbiamo affrontare questo grande problema? E quali sono i problemi che si pongono allorché noi analizziamo i modi in cui ricordiamo la morte sui campi di battaglia, lì dove ancora riconosciamo la presenza dello ius belli, cioè dello Stato? È lo Stato, solo lo Stato, non la nazione non ha nessun diritto alla guerra, è lo Stato che ha diritto alla guerra, ricordiamocelo. Noi moderni viviamo in questa condizione. Noi vediamo adesso nazioni fare guerre, ma non stati che fanno guerre. In Siria, in Libia, vediamo nazioni fare guerre, tribù fare guerre, ma non stati. Qui sono gli stati che detengono questo diritto, il diritto finale che trasforma l'inimicus in hostis. Inimicus è il rettore con cui discutiamo di DN, è l'inimicus. L'hostis è un'altra cosa, l'hostis lo decide lo Stato, non la nazione, non l'appartenenza a Roma 2 o alla Sapienza. Quelli sono inimicus, simpatiche discussioni.
Ma l'hostis, quello diventa hostis. Chi decide questa radicale che trasforma il ruolo di colui che combatte è soltanto lo Stato. Soltanto lo Stato ricorda e soltanto lo Stato compie questa impresa di ridare nome ai soggetti che ha mobilitato per il proprio fine, che è la gestione della guerra, che è la vittoria nella guerra, perché non c'è altra ragione di fare una guerra se non di vincerla. Solo gli uomini di buonissima volontà e leggermente sciocchi possono pensare che le guerre si facciano per partecipare. Le guerre si fanno per vincerle. E quando lo Stato decide che l'hostis, che quello è il tuo nemico, è il nemico. Affrontando questi temi bisogna liberarsi di tanta buona coscienza, di buoni sentimenti, altrimenti non ne usciamo, altrimenti facciamo finta di vivere in un paese di pace. No, non è così. E non è così qui. Ma come tratta lo Stato coloro che muoiono per affermare quel diritto? Perché c'è questo che viene affermato. Cioè la cosa stupida, sciocca, è pensare che le guerre si intraprendono per una finalità immediata, vengono intraprese per affermare il diritto di uno Stato di esercitarlo. Questo è Schmitt. Cioè, nelle grandi pagine di Schmitt, quello che ti smonta proprio dall'idea un po', diciamo così, fricchettona della guerra, è che la guerra si prenda per buone ragioni, per conquistare una colonia, un po' di terreno, un mercato, degli amici persi in Slovacchia. No. La guerra si fa per affermare il proprio diritto di dichiarare la guerra. Come fa lo Stato a fare tutto ciò? Lo fa ricordando e dando dei nomi a coloro che hanno perso il nome in funzione di quel diritto, dell'esercizio di quel diritto. È la straordinaria contraddizione della guerra moderna. Ti ridò il nome nella misura in cui tu l'hai perso questo nome per permettere a colui che ti ricorda di darti un nome. Un esempio straordinario è Re di Puglia. Sarebbe molto primitivo pensare che il ricorrere del nome presente, che è l'unico vero nome, al di là dei migliaia di nomi che compaiono al Re di Puglia, nel sacrario del Re di Puglia, l'unico vero nome è presente. Al Re di Puglia si dice solo presente. Ma è una pura coincidenza il fatto che presente fosse in quegli anni, negli anni 30. Viene terminato Re di Puglia, credo, nel 1938, viene inaugurato nel 1938, fosse la traduzione di un modo di esprimere da parte del popolo italiano la propria adesione al regime che in quegli anni c'era in Italia. No, presente sono i morti della guerra. Quelli che sono resi presenti da quel monumento sono coloro che tramite quel ripetersi del nome presente acquistano un nome che non avevano, che avevano perduto, perché quella guerra non è una guerra di combattenti, è una guerra di masse. Quando nel 1916 viene cambiato il comando dell'esercito tedesco, la richiesta che il nuovo comandante in capo delle truppe tedesche sul fronte francese fa è di raddoppiare nel giro di 2 mesi la produzione dei proiettili, raddoppiare,
nel giro di 2 mesi la produzione dei proiettili. E questa è la decisione. Ed è questo che qui si vede, questa mobilitazione enorme che riduce il mondo a questo. Su queste colline, in quegli anni, si trovava il più straordinario testimone di ciò che stiamo raccontando oggi, che è la fine del combattente e l'irrompere sulla scena della guerra moderna di un protagonista senza nome e le masse, che è Ernst Junger, che lo racconta in termini trasparenti, irrevocabili e una volta per tutto, essendo qua, in questo luogo. Questo era il bosco di Delville. Quelle bombe che abbiamo visto prodotte in quella quantità prima lo riducono così. Ma riducendo il bosco di Delville in questa maniera, finiscono le immagini eroiche di coloro che cavalcavano tra la vita e la morte, perché la grandezza di questa rappresentazione del Cavaliere di Dürer è questo: non cammina, non è il Carlo V di Tiziano, che con la lancia in resta va verso la vittoria. Il Cavaliere di Dürer, siamo nel 1513, 48 è il Carlo V di Tiziano, nel 1513, ed è la grandezza di questa incisione di Dürer, di questa tavola di Dürer meravigliosa, che cammina tra la vita e la morte. Ma la scegliere tra la vita e la morte dipende dalla sua capacità di guerriero, dalla sua capacità di esercitare l'arte del guerriero. È soggettivo. Viaggiare tra la vita e la morte implica la mobilitazione di un soggetto, di un individuo. Camminare tra la vita e la morte nel 1916 no. Non c'è più soggettività, non c'è più niente. E questo è il regno, del milite ignoto. E per quanto sia commendevole cercare di dare i nomi anche alle persone più lontane, ma su questo dirò, perché c'è una differenza sostanziale, ciò con cui noi abbiamo a che fare è il milite ignoto, lo sparire dell'eroe, quale modello non soltanto nell'arte e nella poesia, ma anche nella coscienza generale, non è da spiegarsi con l'avvento della tecnica. Questa precisazione può sembrare contraddittoria rispetto a quanto prima ho spiegato, ma dopo cercherò di chiarire la contraddizione all'interno della quale sembra che io mi venga a trovare. Sono parole di Junger quelle che vi leggo. Non è da spiegarsi la scomparsa dell'eroe, lo sparire dell'eroe. Ovviamente su queste parole di Junger sono state scritte le più grandi idiozie. Non è l'eroe che si impara a conoscere sui campi di fronte alle torri di Ilo. L'eroe di cui parla Junger è l'eroe di Dürer, questo eroe che è sempre in bilico tra la sconfitta e la vittoria, tra la vita e la morte. Cioè essere eroico è potersi continuamente confrontare tra questi due estremi del destino. Ecco l'eroe, non è affatto un eroe che compie, come Aiace Telamonio, stragi infinite di buoi nei campi intorno a Troia, no? Questo che ci hanno insegnato in terza media, in quarta ginnasio, in quinta ginnasio, non è così. L'eroe vero è quello che si colloca in questo nodo in cui la tua capacità è di essere vivo o morto. E questo è il tema, che dipende da te, perché è bello vedere quelle immagini di Dürer e vedere queste immagini delle trincee della Somme,
Ma rileggiamo, perché l'ho interrotto e la lingua cristallina di Junger non merita interruzione. Lo sparire dell'eroe quale modello non soltanto nell'arte e nella poesia, ma anche nella coscienza generale, non è da spiegarsi con l'avvento della tecnica e della macchina e con le loro azioni sulle masse. Esso è da riportarsi piuttosto alla forza creatrice della storia. A ciò si connette strettamente la scomparsa dei nomi delle personalità, e ciò avviene durante la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, è la storia. Al di là del fatto che noi imputiamo contingentemente queste trasformazioni della guerra al fatto che appunto per vincerla il comandante Ludendorff chiede di passare nel giro di 2 mesi a una produzione doppia di materiali da usare, di proiettili da usare nelle battaglie, affinché i cannoni potessero a Delville sparare per 24 ore senza mai interrompersi, per giorni e giorni. Nonostante tutto questo è un mutamento della storia, quello che trasforma ciò di cui noi stiamo parlando. Ciò vale per tutti i nomi? Ciò vale per tutti i luoghi dove si ricordano coloro che vengono inghiottiti da questo mutamento? O non vi è, al di là della necessità che noi continuamente abbiamo di richiamare in vita coloro che sono morti senza nome, qualche cosa di più profondo che caratterizza il nostro tempo, nel senso della comprensione del significato della nostra appartenenza alle masse, come prima ho cercato di dire? Ovverosia, non è che i mausolei pongono a noi delle domande che vanno al di là della contingenza di essere occasioni che ricordano eventi accaduti quando lo Stato esercita il proprio diritto di dichiarare la guerra? Ovvero ancora, non vi è un momento in cui si va al di là di tutto questo? E riguarda la nostra condizione di uomini moderni. Per questo Junger diceva: non è la tecnica, non è solo la tecnica, ma è la storia, è il momento in cui noi viviamo. Nello Zeppelinfeld di Norimberga, nel 1934, nella più straordinaria rappresentazione della massa che io conosca nel Novecento, per la regia di dotatissimi uomini capaci di interpretare le pulsioni del loro tempo, Albert Speer realizza questa cattedrale di luce che tutti conoscete. Che cosa fa il protagonista assoluto al congresso del partito nazista del 1934, al Reichstagparteigelände, il giorno del Reich, del partito del Reich? Che cosa fa? Inizia il suo discorso ricordando i morti. Non parla a coloro che sono lì, alla sterminata massa. Hitler non parla alla sterminata massa. Ricorda alla massa ciò che non aveva nome. E che cosa fa con questa straordinaria operazione? L'inizio del discorso di Hitler è una delle cose da studiare. Voi fate parte di questo. Voi siete questo. Voi che siete convenuti qui, nella cattedrale di luce di Speer, siete fedeli che siete accomunati a ciò che io sto nominando senza dare loro nome. Alla massa. Nel 1937 Speer comincia a mettere mano al piano di Berlino.
alla trasformazione del piano di Berlino. Sostanzialmente è questo. Sostanzialmente quello che Speer disegna è quello che qui vedete. Come vedete, nella grande scala del plastico, il piano per Berlino, ed è questo il tema che... Nel grande piano di Berlino il centro, il piano è la strada. Lo vedete? Cioè tutto ciò che fa parte del piano in realtà è secondario all'estensione della strada, della grande via che scorrerà al centro della città. Chiunque conquista le strade conquista anche lo Stato. Era quanto era accaduto a partire dal 1923 in Germania, la conquista lenta delle strade, e poi nel momento in cui il potere è definitivamente nelle mani di chi dice, discorso di Hitler al Reichspartgelände del 1935, non è lo Stato che ci comanda, ma siamo noi che siamo lo Stato e quindi noi deteniamo quel potere di fare la guerra. Noi, non lo Stato. È un passaggio non da poco. Bisogna leggere con grandissima attenzione il più arduo dei saggi di Schmitt, quello sui Grosser Raum, sui grandi spazi, il più nazista dei discorsi di Schmitt, per capire di che cosa stiamo parlando, più veramente nazista dei discorsi di Schmitt, che spiega tutto ciò e che è la spiegazione di tutto questo. Tu domini la strada che porta ai grandi spazi e sulla strada che porta ai grandi spazi c'è la rappresentazione della massa. Come sapete, Speer ha disegnato in maniera più o meno accurata, a parte averne realizzato infimi brandelli, tipo la cancelleria, roba del genere, ma infimi brandelli del suo piano, ha disegnato molti degli edifici che si trovavano sul nord-sud axe che qui stiamo osservando. Uno solo non lo disegna, ed è questo, è l'Arco di Trionfo. Lo rappresenta in maniera molto particolare, in maniera ancillare rispetto a quella degli altri spazi, dove invece la rappresentazione tra le duplici dimensioni delle masse, la massa chiusa e la massa che sto parlando esattamente con i termini usati in quel capolavoro che si chiama Massa e potere di Cannetti, è spiegato tutto ciò di cui oggi stiamo chiacchierando, dove i cristalli di formazione delle masse esercitano la funzione di allargarle continuamente. Ma ciò che Cannetti spiega e ciò che si legge nei libri di Junger quando parla della guerra, del soldato ignoto, è che la massa vive nella misura in cui si allarga continuamente, cresce. Quelli che Cannetti definisce i cristalli di massa, qui ne vedete alcuni, di elenca, le quantità delle bandiere, il ripetersi dei movimenti, dei battaglioni che sono sempre uguali, il ripetersi delle figure, un ruolo particolare che avrà lo scandire del tempo nel loro diverso apparire, nel loro successivo apparire, la scansione del tempo e via dicendo, portano a far sì che la massa cresca indefinitivamente sino alla sua perfezione quando non ci sono più nomi. Quando la massa dimentica i nomi. Perché a questo punto si identifica direttamente con ciò che detiene quel potere assoluto di decidere tra la vita e la morte, di decidere tra hostis o inimicus. Questa decisione spetta soltanto
a chi fonda il proprio potere su una dimensione sconfinata. Per la crescita di questa dimensione sconfinata, vedete questa solitudine radicale del grande capo, dell'assoluto capo, della sterminata dimensione delle masse, che ad esse si rivolge, e Canetti lo spiega meravigliosamente, si rivolge come non già parola, ma apparizione della parola. Che cosa avviene a Norimberga? Non già il risuonare della parola, ma l'apparire della parola. L'arrivo di Hitler attraverso questa sterminata, lunghissima via, questo intervallo enorme, fa sì che lui non stia pronunciando, che la parola diventi lui, che la parola diventi ciò che unifica, quindi staccata dal soggetto. E quindi la parola diventa massa. E la parola di Hitler diventa massa nella misura in cui Hitler in quanto soggetto non c'è più, annullato in quella proliferazione di cristalli di massa. La massa deve essere contenuta, la massa può essere rappresentata nel proprio contenersi, è quanto ha il compito di fare Speer, ma Speer non disegna l'arco di trionfo, perché l'arco di trionfo è stato pensato da Hitler con un disegno infantile nel 1925, ma l'infantilismo del disegno di Hitler è del tutto funzionale a quanto l'arco di trionfo vuole rappresentare e deve rappresentare 1.800.000 nomi. 1.800.000 nomi, cioè la scomparsa del nome. È un meccanismo così evidente da indurre Speer a soffermarsi nelle sue Erinnerungen, quando ricorda come Hitler gli ha regalato i disegni del suo arco. Ci sono delle analogie tra tutto questo e quanto prima abbiamo visto, cominciare da Maya Lin, arrivare all'Aciens, eccetera, eccetera, a mio giudizio sì. E a mio giudizio intorno a questi temi vale la pena ragionare per evitare di fare, per raccogliere quell'ammonimento che si legge nel saggio di Canetti, Hitler invase a Speer, lì dove dice: abbiamo bisogno, e voi, noi, siamo i destinatari di questo messaggio, abbiamo bisogno di una storia capace di liberare una volta per tutte il proprio sangue dall'ammirazione per il potere che le è intrinseca. Continuamente la storia ammira il potere e continuamente la storia ha bisogno di liberarsi di tutto ciò che di ammagliante viene fuori dal potere, per capire come le cose sono non già andate. Impossibile farlo per qualsiasi storico, es eigentlich gewesen, così come le cose andarono davvero, ma semplicemente per capire che cosa il passato ci chiede. Grazie.